3 giorni di puro divertimento dal 18 al 20 agosto, artisti dello scenario musicale odierno, numeri e presenze delle grandi occasioni che confermano il trend positivo. Ancora una volta il connubio tra il Renault Vertical Summer Tour, che ha saputo proporre musica, DJ set, tornei sportivi, degustazioni e regali ai partecipanti, ed il Caeso Summer Pub, che ha offerto la possibilità a tutti di poter godere uno spettacolo che non teme confronto, ha funzionato. E ieri sera, per chiudere in bellezza, dalle 17 è cominciato un DJ set ad accesso libero e totalmente gratuito che ha visto protagonisti il rapper Don Cash e DJ Provenzano di M2O, che hanno voluto riproporre in live il loro programma radiofonico Music Zone, quotidianamente in onda. Notevole la soddisfazione sia di Flavio Gallarato, organizzatore dell'evento ed entusiasta per i consensi ricevuti nei 3 giorni di spettacolo, sia dello staff del Caeso, che non esclude una possibilità di riconferma dell'evento per l'estate 2018, sia dell'amministrazione comunale, in particolar modo l'assessore Fiorica e l'assessore Lattuga. Sì, è sempre un gran piacere, ma soprattutto un grandissimo onore rivedere questa manifestazione di carattere nazionale nel nostro territorio che sta crescendo sotto il profilo turistico ricettivo, grazie alle sue potenzialità naturalistiche e paesaggistiche, grazie anche a un'amministrazione che lavora giorno dopo giorno in questo senso e grazie anche ai privati che fanno la loro parte. Siamo, come dice l'assessore Fiorica, molto soddisfatti di questa presenza, di queste presenze, perché attraverso questo Vertical Summer Tour 2017 riusciamo a valorizzare al meglio questo territorio che ha una vocazione turistica e quindi viene rispettata la sua naturale vocazione. Come diceva appunto il collega Fiorica, questo è un territorio ricco di bellezze naturalistiche e paesaggistiche, pertanto ospitare i ragazzi, i DJ e queste attività per noi vuol dire fare crescere le attività economiche sul territorio realmontese, vuol dire fare crescere la vocazione turistica di questo territorio e vuol dire valorizzarlo al meglio. Questa sera, oggi, un grande evento a Realmonte, il Vertical Summer Tour ancora una volta si riconferma un evento di punta. Siamo ormai al 4º anno qui a Realmonte, un grande spettacolo, una grandissima cornice di pubblico, siamo riusciti a portare 3.000 persone in spiaggia con il Provenzano Show accompagnato da Don Cash. È stato veramente un grande spettacolo, siamo contentissimi e fierissimi di essere venuti qui al Caeso Summer Beach. È stato proprio il Caeso ad avere deciso di portare avanti questo evento ancora una volta. Quali previsioni per il futuro? Sì, c'è grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, siamo sicuri che lo riconfermeremo il prossimo anno. Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Calogero Zicari, l'assessore Emanuele Fiorica, l'assessore Lattuga per il sostegno, per le autorizzazioni e per tutto, siamo molto soddisfatti. Oggi Agrigento Realmonte è protagonista con un evento musicale di grande portata, sicuramente tanta soddisfazione. Assolutissimamente sì, è una figata essere in Sicilia, il sole, il mare, la gente, il rispetto, l'onore alla famiglia, la Sicilia sempre al top come sempre. Del resto è la mia nazione d'origine, io sono catanese d'origine, trasferito a Ibiza, poi tornato a Roma, grazie a Provenzano DJ, per me ritornare nella mia terra è sempre la cosa più figa del mondo.